Oggi vi propongo un'avventura che avevo dimenticato di presentarvi, ma va bene anche ora, anche se è passato un po' di tempo. A metà dicembre dello scorso anno, con un gruppo di amici, sono andato a Fuerteventura, una delle isole Canarie di fronte al Marocco. E questi sono i miei amici. Abbiamo raggiunto Morroable, un piccolo villaggio a sud dell'isola. E qui è dove dormivamo. Sembra un hotel stellato, ma in questa stagione era perfettamente adatto alle nostre tasche. Sorge il sole la prima mattina sul lungomare di Morroable e l'alba è ancora più bella sulla spiaggia quasi deserta. Partiamo con le nostre bike, perché la nostra avventura è proprio con loro. Le strade attraversano quasi il deserto. Questa è l'unica vegetazione che si incontra. È una meraviglia dispersa fra pietre e sabbia. Siamo così giunti a Cofete, il villaggio più a sud dell'isola, ormai quasi abbandonato e quindi ancora più suggestivo. Ed una delle cose più commoventi di Cofete è il cimitero, ormai quasi abbandonato, ma con un ingresso su cui una lapide ricorda tutte le persone qui sepolte. Le tombe sono semplici tumuli, un po' invasi dalla sabbia che arriva con le mareggiate, e con semplici croci realizzate con pezzi di legno arrivati dal mare. I nomi non ci sono sulla lapide all'ingresso. Lassù, lontana a metà montagna, la grande villa Winter, realizzata alla fine della Seconda Guerra Mondiale, pare per ospitare i gerarchi nazisti in fuga, abbandonata ed avvolta dal mistero. L'infinita spiaggia di Cofete accoglie i pochi visitatori sul più bell'arenile di Fuerteventura. E l'oceano diventa l'inevitabile luogo dove con un po' di coraggio trovare contatto con questa meraviglia. La spiaggia deserta ci accoglie di nuovo per riscaldare il corpo e lo spirito. Il sole saluta la nostra giornata a Cofete fra mare, spiaggia e montagne. Lasciamo i nostri passi qua giù. Oggi un'altra meta ci aspetta, Punta de Giandia, il luogo più meridionale dell'isola. Il faro sulla punta è luogo di vento, di mare e di sole. Non sempre si può procedere in sella, ma stiamo cercando un luogo dimenticato ed il terreno non è sempre favorevole. Eccolo, l'aeroporto abbandonato in terra battuta, costruito insieme a Villa Winter per accogliere i piccoli aerei che portavano qua giù i fuggitivi, nel nulla, imperdibile. E alla fine una suprema paella nel piccolo villaggio di Puerto de la Cruz, vicino al faro. Il sole tramonta dietro al faro de Giandia e sulla nostra giornata. Scende la sera sull'isola di Fuerteventura e sulla nostra avventura. A presto!